Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete, nulla da dire contro, diciamo, le apparizioni, tutte queste cose che si sono susseguite nei secoli. Quindi però, parliamoci chiaro, in effetti non voglio offendere nessun tipo di religione, non voglio insinuare nulla, semplicemente voglio dire che secondo me ci sono delle versioni che forse sono un po' diverse da quelle che siamo abituati a sentire oppure che ci hanno detto, quindi secondo me qualche cosina è stata cambiata. In effetti, se vi ricordate, l'apparizione più famosa è stata quella di Fatima, i famosi pastorelli che avevano visto, come avevano detto, la Madonna. Aspettate un attimo, ragazzi. I ragazzi prima dell'apparizione, diciamo che stavano mentre stavano pascolando a Cova da Iria nella conca di Iria, loro già avevano avuto delle visioni settimane prima di un globo di luce bello bianco. Quindi poi il 13 di maggio 1917, mentre stavano pascolando, quindi portando le pecore al pascolo, hanno detto che è scesa una nube e da questo globo è uscita una figura femminile. Quindi, ragazzi, un attimo solo. Quindi non è la Madonna, cioè è apparsa una figura femminile che ha detto tante belle cose, che il mondo sta andando a male, tutte queste cose qui. Però partiamo da un presupposto che non ha detto di essere la Madonna. Ha parlato sì di cose buone e ha detto che ogni 13 del mese sarebbe riapparsa, quindi per altri diciamo 6-7 mesi sarebbe riapparsa ogni 13 a quel posto. Quindi in effetti una volta che sono ritornati a casa la madre di Lucia disse che cosa aveva visto, chi era quella persona, la Madonna. E la stessa Lucia disse non lo so mamma, era una signora, però dice era molto giovane, dice avrà potuto avere 13-15 anni, un'altezza più o meno come una sua amica, che poi andò a verificare era alta più o meno 1,10 m, una bambina. In effetti ha detto che stava in questo globo luminoso, era una figura femminile molto giovane, però ha parlato di cose belle, dell'amore che ci dobbiamo tenere di tutte cose, però non ha detto di essere la Madonna, dice la madre. Quindi in effetti non c'è stata questa forte convinzione di dire che era la Madonna. Cioè le altre persone hanno messo in giro questa voce, hanno visto la figura femminile e hanno iniziato a dire la Madonna. Però già i ragazzi precedentemente avevano visto questo globo, diciamo, tipo un globo, diciamo, bianco che si avvicinava ai ragazzi, i ragazzi ogni volta scappavano dalla paura, giustamente. Quindi 2 o 3 volte questo globo li aveva seguiti, aveva fatto anche un fulmine e Lucia aveva detto ai suoi, diciamo, di scappare. Quindi partiamo da questo presupposto che io non voglio dire che lì non c'è stata la Madonna, semplicemente che Lucia quando andò dalla mamma disse è venuta una signora. La mamma disse la Madonna? No mamma, non ha detto di essere la Madonna, ha detto una signora molto giovane. In effetti è come una sua amica, disse il nome di una sua amica e disse ma quella è 1,10 m, dice sì sì mamma è così, l'altezza è quella lì più o meno, è molto giovane della faccia, diciamo avrà 13-15 anni al massimo. E ogni mese in effetti è stata puntuale poi con i suoi messaggi, diciamo, rivelazioni di eventi futuri, inizio della prima guerra mondiale, e in effetti però tutti quanti a dire che era la Madonna. Poi, ciao avvocatello, poi un'altra cosa strana ragazzi, a parte questo diciamo presunto globo di luce che poi si è trasformata in una signora, che poi tutti hanno detto che era la Madonna, ma tranne che Lucia.
i pastorelli non hanno detto che era la Madonna, i pastorelli hanno detto è una signora. E giustamente poi tutto il popolo ha incominciato a dire vabbè allora è la Madonna. Quindi partiamo che Lucia più volte ha detto è una signora, molto giovane. Quindi non è che l'ho detto io, ci sono i giornali dell'epoca, potete andare. Sì, Avvocatella ha detto che era una signora, invece tutta la stampa ha detto è la Madonna. No, attendiamo un attimo, io non voglio essere contro queste cose perché sapete che io ci tengo su queste cose e non credo sulla Chiesa, sulla Madonna, queste cose qua, queste apparizioni, ci sta sempre dubbio, io l'ho sempre avuto, però stavolta mi sono informato meglio. E ho capito che questa apparizione in effetti non era la Madonna, in effetti i pastorelli dicevano è una signora. Questa signora ha parlato bene, ha detto delle cose che dovevano succedere, che il mondo stava andando a male. No, non avevo il rosario in mano, quindi non è vero il fatto del rosario, sono andato a informarmi, non avevo il rosario come hanno detto tutte le cose, quindi non aveva nulla in mano. Questa è la cosa che volevo dire, quindi non è vero il fatto del rosario. Stesso Lucia ha detto che la signora stava con le mani in concerte, cioè tipo a preghiera, ma non aveva nulla in mano. La mamma più volte gli ha detto dimmela mamma, dimmi come ti ha detto, come si chiama. Non si chiama nulla, è una signora mamma. Questa è stata sempre la versione di Lucia. Poi la cosa più strana che in effetti io nel video era un'entità, io volevo scrivere, siccome nel titolo non ci entrava ragazzi, io volevo scrivere era un'entità aliena. Però nel titolo non ci entra, lo metterò dopo perché quando faccio la live massimo consentito sono 60 caratteri, quindi si presuppone che questa Madonna di Fatima non era nient'altro che un'entità aliena. Quindi questo era il titolo che io voglio mettere a finale, solo che 60 caratteri non ci andavo, quindi ho scritto solo un'entità, poi devo continuare, devo scrivere aliena. Poi dopo, giustamente i pastorelli chiedettero a questa signora, ma questi non ci credono, fai qualche miracolo, qualche cosa per far vedere che veramente stai qui con noi. E è successo, vi ricordate, il famoso miracolo del sole. Il miracolo del sole, in effetti, che cosa è stato? Perché io lo sono andato a vedere poi. In effetti è un disco molto piccolo rispetto al sole, non è come il sole, che ruotava intorno alle persone ed emanava un forte calore. Quindi possiamo anche dire, ragazzi, che quel disco era un UFO, perlomeno per la parte mia, capisci? Che emetteva un bagliore fortissimo e girava su se stesso. Quindi io l'ho visto il video. In effetti io posso dire che quella ruotazione e quella cosa poteva essere tranquillamente un UFO. Quindi questo è il famoso miracolo del sole, che in effetti la gente a momenti scappava perché si avvicinava, si allontanava, si avvicinava. Quindi la gente in quel frangente stava davanti a 60.000 persone, erano presenti quel giorno. Quindi questo disco rotondo andava avanti, indietro. Quindi possiamo anche dedurre, ragazzi, che se è stato un disco volante, non è che era il sole, perché il sole stava lì. In effetti era come se stava un disco vicino. Quindi io su questo argomento in questi giorni ho fatto delle ricerche, degli approfondimenti e in effetti è stato così. Poi una sola volta i ragazzi non sono andati, diciamo, le persone di lì dissero che non doveva andare il 13 del mese e in effetti se i ragazzi non andarono e la famosa Madonna non comparì. Una sola volta però è capitata perché i ragazzi avevano avuto il divieto di andare lì per vedere se appariva. Ciao. Vabbè, avvocatella parte sempre. Stavamo parlando dell'apparizione della Madonna di Fatima. Ho detto che mi sono informato, diciamo, negli archivi vecchi
E in effetti Lucia e i pastorelli non hanno mai detto che era la Madonna, hanno sempre detto è una signora. Non aveva il rosario in mano, aveva le mani unite. E quindi io posso dedurre che i pastorelli prima di questa apparizione avevano avuto già altre tre apparizioni di un globo di luce bianco che scendeva dal cielo, come tipo un raggio. Però si sono spaventati e scappavano sempre. Però poi la quarta volta, il 13 maggio, il globo li ha fermati ed è uscita questa figura femminile che ha detto che parlava di cose belle, che ci dobbiamo amare, parlava benissimamente di cose buone, che non dobbiamo peccare, dobbiamo convertirci, tutte queste cose qua, e parlava benissimo, ma non ha mai detto di essere la mamma di la Madonna, la madre di Dio, no, ha detto semplicemente delle belle parole. Quando la bambina è andata a casa e ha detto vicino alla mamma, la mamma ha detto che cosa ti ha detto, chi era mamma, quella era la Madonna. La bambina ha detto chiaramente no mamma, era una signora. E poi nelle apparizioni appariva sempre in modo diverso ai ragazzi e ai pastorelli. In effetti una volta la vedevano tutta bianca, una volta tutta blu, una volta tutta dorata, quindi non era sempre, diciamo, questa luce intensa di bianco. Quindi in tante volte che l'hanno visto non l'hanno mai vista nella stessa forma, in effetti, quindi l'hanno visto in una luce diversa. Poi non ha mai detto questa signora di essere la Madonna, quindi ha sempre parlato bene degli eventi che dovranno arrivare, che ci sarà questo, ci sarà la guerra, ha sempre parlato benissimo. Però sia i pastorelli sia quell'apparizione non hanno mai detto di essere la Madonna, pure i pastorelli hanno detto no, è una signora mamma. E la mamma dice, ma sicuro non è che ti ha detto che è la Madonna? No, mamma, non ha detto nulla. E io per me è una signora, diceva Lucia. Quindi in effetti il dubbio viene, ragazzi. Uno non può essere anche la Madonna, per l'amor di Dio. Io parlo della mia teoria, e di quella che hanno fatto pure gli altri osservatori come me, diciamo che fanno queste cose. In effetti il globo di luce è apparso 3-4 volte. Poi da questo globo di luce è uscita questa figura femminile. Questa figura femminile, Lucia ha sempre confermato che non era grande di età, in effetti avrebbe avuto, secondo lei, al massimo 13-15 anni. Dice una bellezza davvero unica, però molto bassa, più o meno era una bambina, 1,10 m ha detto al massimo, perché ha fatto riferimento a una sua amica e il prete è andato a vedere e ha detto ma questa non è alta più di 1,10 m. E in effetti Lucia ha detto sì, è così, non è... c'ha una figura femminile alta, diciamo una donna come era la mamma di Dio, in effetti, cioè grande di età, era una bambina. Quindi, diciamo, già dicendo queste cose, ragazzi, già possiamo capire che qua non ci troviamo di fronte alla Madonna, perché la Madonna non aveva 13-15 anni. Non era alto 1,10 m, perlomeno, stando a quando sappiamo, non credo. Non era una bambina. Poi è arrivata da questo globo. Poi il miracolo del sole, ragazzi, questo disco che va avanti e indietro. Io posso pure dire esternamente, secondo il mio pensiero, che possa essere stato un UFO che andava avanti e indietro e roteava su se stesso, perché il miracolo del sole, io l'ho visto il video, ragazzi, è un tipo un cerchio che gira su se stesso ed emanava calore. Quindi la gente stavano 60.000 persone presenti, non uno. La gente si avvicinava molto e poi si andava indietro, la gente cercava di scappare, non scappare, aveva paura un po'. Quindi poi in effetti, poi diciamo tutti quanti hanno detto la Madonna, ma in realtà se analizziamo bene tutta la storia, l'hanno detto la stampa, l'hanno detto il Vaticano, l'hanno detto i preti, l'hanno detto tutto, ma tranne che i pastorelli e questa entità, come io l'ho chiamata in effetti. Quindi in effetti la parola Madonna l'hanno messo loro, non l'entità o i bambini.
cioè i pastorelli. Quindi possiamo anche pensare che non sia stata, come abbiamo detto, la Madonna, ma sia stata, diciamo, una persona aliena venuta sulla Terra, perché, parliamo chiaro, gli alieni non sono ostili tutti quanti, ci sono persone che dicono che gli alieni sono venuti qua sulla Terra per aiutarci, quindi possiamo anche dire che quella persona femminile, quella figura, poteva essere benissimamente anche una persona aliena che era venuta qui per aiutarci, quindi possiamo dedurlo, non possiamo confermarlo, non si mette Dio, però non possiamo neanche confermare che sia stata davvero la Madonna, anche se la Chiesa Cattolica ha dichiarato che sono tutte le apparizioni degne di fede e autorizzò il culto della Madonna di Fatima, non si mette in dubbio. Però se andiamo ad analizzare pezzo per pezzo, ragazzi, alcune lacune ci sono. Quindi i globi di luce che 3 volte i ragazzi sono scappati perché avevano paura. Poi da questo globo è uscita questa signora, una figura femminile, che poi non era una signora in effetti perché l'età che dimostrava era molto molto piccola, cioè un'età da 13 a 15 anni massimo, altezza 1,10 m più o meno, perché aveva fatto riferimento a una sua amica e andarono a vedere questa sua amica, al massimo era 1,10 m, aveva detto il prete del posto. Poi quando ha detto vicino alla mamma, ha detto la mamma, ha detto Lucia, la signora cosa ti ha detto la Madonna? No mamma, la signora ha detto che dobbiamo fare, stare bene, tutte cose. Ma guarda, non è che ci credo in effetti, guarda, più... Però il dubbio mi assale un po' sempre, come sono sempre io, no? Che esce una cosa e diciamo, la Chiesa quando conviene a lei ingigandisce un po' la cosa. In effetti io mi sono documentato sui giornali di vecchio stampo, diciamo dell'epoca, e in effetti, in effetti sui giornali ci sta la dichiarazione di Lucia che dice non è la Madonna, è una signora. Quindi sta scritto proprio su se vai a trovare i giornali quelli là vecchi e vai a trovare le dichiarazioni dei pastorelli, i pastorelli non dicono che la dicono è una signora. No, non è un'apparizione di UFO di massa, in effetti era solo una persona, in effetti. Era solo un'entità forse aliena che voleva fare del bene all'umanità dicendo delle cose buone, quindi la guerra prossima non dovete fare questo perché è peccato, cioè non è per forza deve essere, anche io posso dire oggi ragazzi mi raccomando non fate peccato, il mondo sta andando a rotoli, quindi ma non significa per questo che io sia Dio, faccio l'esempio. Quindi pure un alieno oppure un'entità che viene da fuori può dire cercate di fare i bravi, anche perché voi sapete che gli alieni hanno sempre disarmato a volte quando hanno fatto le guerre, hanno disarmato, disattivato missili e tutti. Voi sapete che ci sono razze aliene che non vogliono proprio la guerra. Quindi la Chiesa subito ha detto sì, lì è stata la Madonna, le apparizioni e così, e poi è stato tutto un susseguirsi, diciamo, di soldi, perché poi in effetti Madonna di Fatima è diventato un luogo di culto e quindi da lì il business dei soldi è diventato una cosa pazzesca, come la Madonna di Lourdes, la stessa cosa. In questi luoghi oramai regna il dio denaro, quindi non più la Madonna in effetti. Però se vogliamo analizzare il racconto dei pastorelli passo per passo, non possiamo dire al 100% era la Madonna, no, aspetta un attimo, questi hanno detto è una signora. La signora non aveva il rosario in mano come hanno detto tutte le chiese, in effetti il Vaticano e tutto, quindi aveva alle mani conserte, cioè una vicino all'altro tipo pregare, ma non aveva nessun rosario in mano. Il fatto poi il sole, il miracolo del sole, ragazzi, andate a guardarlo su internet, ce ne sono un sacco. È un disco che si avvicina, si allontana, si avvicina, si allontana. Può essere tranquillamente un UFO, ragazzi, tranquillamente. Poi questa signora
arriva prima dell'apparizione col globo, un globo grande di luce, una palla bianca vicino ai pastorelli. I pastorelli giustamente per paura scappano e quindi il globo se ne va. Poi una volta il globo li riesce e li blocca, quindi non possiamo dire esce una figura femminile, allora che fa? Adesso davanti a casa mia, no? Appare un globo, esce una figura femminile, io dico la Madonna. No, ragazzi, non è che io dico no, è la Madonna, io dico che ne so, ho visto una figura femminile che ha detto che dobbiamo fare i bravi, che dobbiamo fare questo, però non posso dire la Madonna. Anche perché i ragazzi hanno affermato e riaffermato, e ci sono i giornali dell'epoca, che il viso era molto da bambina, capisci? Io la Madonna non me la immagino bambina, io me la immagino più o meno una signora, una signorina, ma non una bambina, quindi questo è il problema, quindi io dico ci dobbiamo anche basare sui fatti dell'epoca, quindi io sono andato a trovare dei giornali dell'epoca a fare la traduzione e in effetti Lucia alla mamma aveva detto, la mamma ha detto è la Madonna, lei dice no, dice è una signora, quindi non possiamo dire è la Madonna perché poi ci hanno ricamato dopo loro a dire la Madonna. Quindi in effetti queste parole poi sono state dette dalla Chiesa e da tutti, ma non dai bambini. Comunque fatto sta che rimane un mistero, mo vero, non vero. Comunque queste parole dei pastorelli stanno ancora scritte sui vecchi giornali, quindi non è che lo dico io. Io ho solamente provato a fare una teoria mia e anche di tanti youtubers come me che fanno questa cosa, che hanno detto pure io ho visitato un sacco di youtubers che fanno come me queste cose, i complotti, queste cose, e anche tante persone come me dicono la stessa cosa, dicono i pastorelli all'epoca hanno visto un globo, poi da questo globo è uscita questa figura femminile, i pastorelli hanno confermato che è una signora. Quindi poi da lì è nata tutta la cosa della Madonna di Fatima. Può darsi pure che sia vero, ragazzi, non lo so, però perlomeno i pastorelli non l'hanno detto, i pastorelli l'hanno detto è una signora. E difatti sui giornali dell'epoca che sono andati a scovare, a trovare, in effetti è così. Quindi poi questo globo di luce, che poi dal globo di luce si esce questa signora, quindi non lo so. Può essere vero, ragazzi, come può essere falso. Sì, io sono convinto che i preti ci hanno messo il ricamo loro, in effetti questa parola della Madonna ce l'avranno messo sicuramente loro, perché i pastorelli hanno detto è una signora. Se poi la Chiesa dopo che ha visto che incominciavano ad andare le persone, andavano lì a detto "Ah, no, questa è la Madonna, perché giustamente ci dovevano, come hai detto tu, Amelia, ricamare vicino. Quindi mo non sappiamo al 100% se davvero era la Madonna oppure un'entità aliena benevola, in senso che ci voleva aiutare, mettetevi sulla retta via. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, pure gli alieni hanno il Dio loro, non è che se esistono gli alieni, ragazzi, anche come noi, hanno un creatore come noi, quindi lo stesso creatore, credo, eh. Quindi non è che gli alieni hanno un altro creatore, quindi credo che lo stesso Dio nostro sia lo stesso Dio loro. Quindi non è che cambia tanto, però sono benevoli nel senso di dire ma non fatevi la guerra, state bene fra di voi, amatevi, cioè parole che direbbero tutti in effetti. Nessuno direbbe ammazzate oppure fate altre cose, quindi sono parole che potrebbe dire chiunque. Però il dubbio rimane, guarda, quindi non posso dire che al 100% che ci stava la Madonna, ma neanche posso dire che al 100% era un alieno. Io ho fatto, perciò ho detto sì, forse era un'entità aliena. Il dubbio rimane come sempre, come tutte le cose. La Chiesa ci ha ricamato moltissimo sopra per fare sempre denaro.
quindi questo vabbè, ma questo qua lo sappiamo da sempre, quindi non è una novità. Rimane il mistero di sapere che cosa davvero era. Giustamente c'è chi è cattolico dice giustamente, qua non si tratta di essere cattolici oppure di essere induisti, qui si tratta di valutare le cose come sono andate, quindi le cose sono andate così. Se poi tu puoi interpretare la Madonna va bene, ma un altro leggendo queste cose può dire aspetta no, per me può essere anche un'altra cosa, quindi io non dico che uno deve pensare da religioso, no, io dico togliamo la religione da mezzo per un attimo e ragioniamo come abbiamo ragionato fino adesso. Arriva questo globo di luce, esce una signora che è molto giovane, dice delle parole belle, per 6-7 mesi compare lo stesso giorno che dice, poi fa questo miracolo del sole che in effetti è come un disco volante che gira su se stesso, che si avvicina alla gente e si allontana. Quindi io posso pensare, facendo la storia così, che dico chissà che cos'è, una cosa aliena allora, se la interpreto così. Se poi la voglio interpretare da religioso, allora giustamente dirò no, era la Madonna, quindi poi dipende da come viene interpretata, però dico io, quando dobbiamo analizzare un fatto che è accaduto, noi dobbiamo essere neutri, quindi non pensiamo alla religione, non pensiamo ai fatti come si sono svolti. I pastorelli hanno detto una signora, se quell'entità, come la vogliamo chiamare, apparizione, avrebbe detto ai ragazzi guardate io sono la Madonna, allora ci sta pure. Quella non ha mai detto questo. Ha detto semplicemente amatevi, ci saranno le guerre, quindi ha fatto più o meno un ravvedimento a tutti di quello che accadeva e di come dobbiamo comportarci. Quindi credo che è un po' complicata la situazione. Poi la Chiesa giustamente per guadagnare bene e ricamarci bene sopra ha detto lì è stata la Madonna, è apparsa la Madonna e quindi da lì poi è nato questo culto mariano dove sì, lo so, Amelia, però purtroppo non ci puoi fare nulla. Io dico, uno deve analizzare le parole per parole, tutto il racconto e poi deve dedurre, non deve pensare da religioso. È normale che se io penso da religioso e tu mi dici arriva un globo, allora io mo stamattina mi compare un globo sotto casa, no? O sopra la finestra, qui quando faccio i video, no? Che esce una figura femminile, dico la Madonna. Quello mi dice Giuseppe devi fare le cose buone, gli uomini devono cambiare, cose. Io dico la Madonna. No, in effetti, guarda Marinelli, io ho letto tutti gli articoli, quelli là vecchi, diciamo del giornale che era dell'epoca. E in nessuna parte ci sta scritto, guarda, io sono andato proprio a leggere io tramite altre fonti e altri youtubers come me a trovare i giornali dell'epoca e dicono che era una signora. Poi la stessa cosa era una bambina, non era un'adulta. Poi ogni volta che è stata vista con una luce diversa, una volta dorata, una volta bianca. Poi questo globo di luce che scende dal cielo, questo disco volante che era il famoso miracolo del sole. Vedi, non è che è tanto attendibile sto coso come ha detto la Chiesa, che poi uno è religioso e vuol credere quello, per l'amor di Dio, io spero che ognuno creda che sia la Vergine, la Madonna, ma per l'amor di Dio, io rispetto il giudizio degli altri, quindi io sto solo facendo un video dove credo che secondo me dobbiamo vedere veramente se è andata così. Io poi se riesco a trovare il giornale e riesco a scaricarlo, perché l'ho visto, solo che non, quello è coperto da copyright, se lo trovo te lo invio proprio per Sfizio e ti faccio vedere che cosa avevano detto i ragazzi. Devo vedere come procurarmi quel giornale, l'ho solo letto così, ma io voglio proprio quel giornale dell'epoca e poi te lo leggi, quindi
tutto c'è scritto tranne che Vergine, tranne che Madonna. L'unica parola che sta scritta in quel giornale, in quella dichiarazione di Lucia, è una signora. Sì, Misteri, io l'ho detto, non aveva mai vestiti uguali, era sempre vestita diversamente. Non è che aveva sempre la stessa. La Madonna, tu te la immagina vestita di bianco ogni volta. Invece lì, tutte le apparizioni non è mai andata, diciamo, vestita in ugual modo. Quindi se arriva la Madonna, io credo che arriverà sempre vestita uguale. Non è che la Madonna si mette, oggi mi metto bianco, domani mi metto azzurro e dopodomani mi metto blu. Non credo, ragazzi, perché un essere di luce in effetti arriverebbe sempre nello stesso modo. Io non voglio insinuare qualche cosa, però un po' a riflettere mi fa pensare che forse abbiamo presi, come si dice, fischi per fiaschi. Poi la Chiesa giustamente, come sempre, tende a, a trovarci profitto e quindi è nata sta cosa. Quindi guarda, se riesco a trovare il giornale e riesco a scaricarlo, lo linko sotto a questo video proprio a prova di farvi vedere delle dichiarazioni fatte da Lucia, che è una signora. Non aveva il rosario in mano come avevano detto i giornali famosi, tutti quanti, pure io in effetti quando vado a cercare Madonna di Fatima dice il rosario in mano, il rosario in mano, poi quando vai a prendere il giornale vero dell'epoca non lo dice. Cioè, se andiamo a vedere su tutta internet, ragazzi, su 100 pagine fatte però dall'uomo, ci sta scritto aveva il rosario in mano. Quando poi andiamo a leggere l'articolo vero sul giornale dell'epoca, non lo dice. Aveva le mani, diciamo, come tipo pregare, quindi unite. Quindi no, se riesco a trovarlo, riesco a scaricarlo, me ne lo metto sotto lì e fa la mamma di Lucia, dice che cosa ti ha detto? Chi è la Madonna? No mamma, è una signora. Non ha detto una vergine, sta scritto sul giornale, è una signora, se ne avrebbe scritto è la vergine. Nel giornale dell'epoca del 1917 c'è scritto è una signora. Poi se andate su internet ragazzi e trovate 100 pagine, dice che era una vergine, che era la Madonna, che aveva il rosario in mano, ve lo dico io perché io li ho visto tutti, ho visto già tutto, quindi lo potete trovare pure in altre lingue che dice lo stesso. Poi se andiamo a guardare il giornale dell'epoca, questo qua che vediamo su 100.000 pagine di Wikipedia, di tutta internet, dice aveva il rosario, la Madonna e la Vergine, ha detto ai pastorelli che era la Vergine, però quando poi andiamo a prendere il giornale vero dell'epoca del 1917, troviamo tutta un'altra cosa. Cioè, questa è un'intervista di Lucia con i giornalisti dell'epoca. Cioè, è un po' assurda la situazione, quindi diciamo che la Chiesa ha aggiunto un non so che, come sempre, no? Quindi qua se succede qualche cosa e poi la Chiesa ci fa il ricamo, come dico io, è come quando rimane il piatto col pomodoro, prendi il pane e ci fai la zuppetta, azzuppi il pane, quindi ci mangi sopra. No, tendono a esagerare, vedi come ad esempio in questo racconto in effetti se andate a prendere i giornali dell'epoca ragazzi e li confrontate con le notizie che abbiamo su tutta internet, leggerete due cose diverse. Sì, ma io l'ho detto, misteri. Io ho detto che era una bambina, io ho detto una bambina nel senso che era piccolina, quindi tipo una bambola aveva detto. Quindi in effetti ha detto tipo bambola, ma voleva significare, come ho letto nel giornale dell'epoca, che era una bambina piccolina da 13 a 15 anni. Quindi io non mi immagino, ragazzi, la Madonna viene qua, ha 15 anni. In effetti Lucia aveva detto tipo una bambola, ma voleva significare piccola.
in effetti era 1,10 m come aveva detto, perché ha detto è come la mia amica tipo andate a vedere la mamma di Lucia, ha detto ma questa è massimo sarà 1,10 m. Quindi si presupponeva che quella visione era, lei l'aveva detta bambola, però in effetti voleva dire bambina, quindi era piccolina. Quindi non immagino che la Madonna arrivi qua sulla terra, ragazzi, a 13 anni, 1,10 m, ma non per l'altezza, dico, io mi immagino la Madonna come una signora, una signorina, sempre vestita di bianco. Invece qua ogni volta cambiava pure colore, quindi una volta andava vestita dorata, una volta tutta bianca, una volta azzurro, cioè non so, forse si cambia pure la Madonna, non lo so. Io penso che un essere di luce rimane tale essere di luce, quindi se scende Dio 10 volte io lo vedrò sempre uguale. Non credo che oggi vedo Dio vestito con la giacca, domani con la cravatta, dopodomani con le scarpette e la tuta. Almeno io credo che sia così, eh. Però ragazzi, se riuscite a trovare il giornale dell'epoca, se lo riesco a trovare io lo pubblico perché lo devo fare, se riesco a trovarlo e a scaricarlo, perché quello è difficile a scaricarlo perché è coperto da non si può fare né a copiare né a fare nulla, però se riesco tramite altri amici youtubers a beccare quell'articolo lì, lo vado a mettere sotto a questo video, poco ma sicuro. Se lo trovo al 100% lo devo mettere proprio per far capire alla gente quando la Chiesa davvero ci mangia sopra. Quindi ragazzi vi auguro buon appetito. Mo non lo so, credere o non credere, il dubbio rimane comunque. Io non dico che sia vero come non dico che sia falso, però permettete che il dubbio ce l'ho. Quindi non posso dire è vero, non posso dire è falso, però posso dire ragazzi a questo punto, dopo aver letto quelle dell'epoca, un mezzo dubbio ce l'ho, quindi non posso dire di sì come non posso dire di no. Quindi si presume che sia stata un'entità aliena. Poi può darsi pure di no, me lo auguro che è arrivata davvero la Madonna lì, figuratevi, lo vorrei davvero con il cuore, però se stiamo ai fatti ragazzi non è così. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, se riesco a prendere quell'articolo di quel giornale che deve essere originale del 1917 e riesco a scaricarlo, io lo metto sotto a questo video proprio per far capire che cosa ha detto veramente Lucia all'epoca. Vabbè ragazzi, vi ringrazio e ci sentiamo più tardi per un altro video. Ciao a tutti. Sì, mister, sì, ma guarda, ci sono tante cose che non si trovano in effetti. Ho provato a fare lo screenshot, non lo fa fare, quindi devo vedere come riuscire a scaricarlo in altra maniera. Voglio vedere se lo riesco a trovare in un'altra parte, in effetti. Quindi devo vedere come fare, perché ho provato lo screenshot, non lo fa fare, salvare nemmeno, quindi è proprio per, capisci, è protetto, quindi devo vedere come fare.